Buongiorno a tutti, benvenuti a questa sesta puntata del corso di formazione di didattica del contatto, ovvero apprendere le lingue attraverso il contatto transfrontaliero, che ricordiamo coinvolge ragazzi che frequentano scuole dell'area di confine, compresi tra gli 11 e i 16 anni, ognuno che impara la lingua dell'altro. In questa puntata ci concentriamo sulle attività tipiche della didattica del contatto, ma quelle dal vivo in qualche modo. La lezione precedente invece era dedicata alle attività essenzialmente digitali e informatiche. Le attività tipiche della didattica del contatto non digitali sono attività soprattutto di riflessione e di azione attraverso l'esperienza del contatto dal vivo. Quindi si parla di discussioni, di lezioni tematiche, di uso della lingua in classe in modo controllato e naturalmente degli incontri dal vivo che rappresentano da soli una collezione di attività. Le discussioni in classe sono veramente il fulcro di questa didattica e sono anche un'attività che coinvolge molto le insegnanti. All'inizio magari sono un po' più perplesse perché la discussione non è una tipica attività inclusa nel curriculum delle lingue straniere, per esempio, e invece le insegnanti scoprono che è un importante momento di apprendimento anche linguistico attraverso la consapevolezza di come vado a usare la lingua, perché, quali siano le sue funzioni. Le discussioni in classe, come abbiamo già descritto nelle puntate precedenti, si svolgono in un paio di lezioni minimo, però se l'insegnante ritiene o se si è sviluppata una situazione di grande cooperazione tra insegnanti in modo interdisciplinare, si può svolgere contemporaneamente durante più insegnamenti. Ognuno degli insegnamenti va a sviluppare un lato, un aspetto dell'obiettivo della discussione. La discussione ha come obiettivo di solito quella iniziale di consapevolizzare all'incontro virtuale, poi ha la funzione di andare a raccogliere le impressioni che i ragazzi hanno dell'avvenuto incontro virtuale, poi c'è una discussione che va invece ad introdurre l'incontro dal vero e quindi tutte le problematiche legate a un incontro con una persona che non conosco nel suo ambiente o nell'ospitare questa persona che non conosco nel mio ambiente, e quindi diventa una discussione anche un po' più tecnica, organizzativa, come faremo, cosa faremo, come ci spostiamo, eccetera, e la discussione finale sulla valenza di tutta l'unità di apprendimento di didattica del contatto. La discussione può essere appunto completata da delle lezioni tematiche che possono essere organizzate da altri insegnanti su temi specifici comunque legati alla tematica scelta per l'unità di apprendimento. E poi importanti sono le attività previste, controllate, che coinvolgono la lingua che i ragazzi stanno imparando, e sono situazioni in cui solitamente vengono obbligati, invitati in qualche modo a produrre dei materiali nella lingua che imparano, appunto. Un gruppo di attività molto importante, caratteristico di questa didattica, è quello che si realizza nel giorno dell'incontro nelle scuole. Durante l'incontro andiamo a realizzare tutti gli obiettivi previsti per l'unità di apprendimento, sia quelli linguistici che quelli di socializzazione, sociali, civili, interdisciplinari, perché gli incontri sono sempre tematici, quindi i ragazzi sono arrivati a questo momento dell'incontro con un bagaglio di conoscenze su quella tematica. In questo caso era la tematica dell'ecologia, per cui sia nella lingua madre o lingua di scolarizzazione che con qualche
conoscenza invece anche nella lingua che stanno apprendendo su quella tematica. E quindi qui può succedere tutto quello che in una classe di solito non succede, a partire dal primissimo momento di incontro in cui i ragazzi, pur nell'imbarazzo, si salutano e quindi mettono in pratica quelle frasi, quelle strutture comunicative che solitamente sono invitati ad usare per simulare, in qualche simulazione in classe, qualche role play. Qui si trovano accompagnati dall'emozione dell'incontro a dover scegliere le parole giuste per incontrarsi. È sempre un momento molto, molto forte, molto imbarazzante, a cui appunto negli anni abbiamo visto che è necessario accompagnare delle attività poi di socializzazione, un po' per sdrammatizzare questo momento così impegnativo dell'incontro. Quindi a questo momento informale di incontro in cui i ragazzi di solito vengono accolti in una zona così, che può essere un auditorium o un posto più ampio della scuola, segue di solito il saluto formale degli insegnanti della scuola ospitante e del dirigente, della dirigente. Ecco, questo sottolineo in modo così importante non perché crediamo l'autorità è importante, ma perché i ragazzi vivono in qualche modo l'importanza del rispetto, l'importanza del saper accogliere con rispetto, anche con un certo grado di formalità, che vuol dire anche un certo tipo di lingua che con difficoltà troviamo nei libri di testo, per esempio. Quindi si abituano a un momento, a presenziare un momento di formalità un po' più accentuato e anche si sentono valorizzati come ospiti. In questa occasione infatti c'è questo importante momento dello scambio di doni. Chi va nella scuola porta qualche oggetto simbolico o prepara delle cose, degli oggetti da poter regalare alla scuola ospitante. E si crea una situazione un po' di presentazione attraverso oggetti simbolici delle due scuole. A questa attività, che si svolge in un misto di uso delle lingue e anche va a coinvolgere sia capacità di ascolto che capacità interattive, di solito segue il tour della scuola, che è un'attività importantissima che stiamo sviluppando in modo sempre più dettagliato, in cui i ragazzi che stanno ospitando il gruppo hanno il compito di guidarli a un tour vero e proprio della propria scuola nella lingua dell'altro, cioè nella lingua degli ospiti, e in qualche modo devono anche essere pronti a saper rispondere alle domande che gli ospiti faranno. Ecco, qui devo aprire una parentesi per quanto riguarda i livelli linguistici. È da specificare chiaramente che il livello di padronanza linguistico determinerà in qualche modo la difficoltà, il grado di complessità di questo tour. Nella nostra esperienza di Educa2 avevamo gemellate delle classi in cui i ragazzi che imparano l'italiano nelle scuole slovene hanno un livello di padronanza molto più alto rispetto ai ragazzi delle scuole italiane che imparano lo sloveno, e quindi andando nella scuola dei ragazzi sloveni è stato possibile avere un tour molto molto ricco in cui i ragazzi sloveni hanno messo in pratica tutte le proprie conoscenze dell'italiano, che non erano poche, e sono riusciti a strutturarle in modo molto adeguato anche agli interessi dei ragazzi, perché sapevano che andavano a preparare una cosa per dei coetanei, quindi hanno spiegato delle cose interessanti sicuramente, ed sono stati molto pronti a rispondere alle domande dei ragazzi italiani. E nel caso contrario, quando invece si verificasse una situazione di chi ospita che ha un livello di padronanza più basso, naturalmente l'esperienza diventa un po' meno complessa,
però i ragazzi hanno sempre la possibilità di scegliere il loro codice linguistico e quindi di poter rispondere alle loro curiosità un po' con la lingua che scelgono al momento. Dopo il tour segue un momento di socializzazione ancora guidata, in cui i ragazzi fanno dei giochi insieme agli insegnanti ed è puro divertimento, anche un pochettino per poter completare quella situazione di conoscenza che si è avviata durante il tour della scuola. Ecco, il momento del tour della scuola è un grande momento di inizio di conoscenza l'uno dell'altro. I ragazzi cominciano a memorizzare bene i nomi, ad associarli alle chat con che hanno fatto, alla videoconferenza. Dopo un momento di socializzazione, che delle volte può anche finire in un momento di rinfresco, di merenda insieme, si va a fare un lavoro strutturato che dura di solito almeno un'ora e mezza, in cui i ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi di 5 o 6, misti, sia italiani che sloveni, devono risolvere una serie di attività che vengono proposte attraverso delle schede di lavoro. Gli input possono essere dei piccoli video, come abbiamo avuto quest'anno, la presenza anche di rappresentanti di una importante azienda che si occupa di riciclaggio nella zona di Pirano. Hanno offerto dei video, dei cartoni animati, delle lezioni, poi i ragazzi dovevano insieme a gruppi rispondere a delle domande e risolvere dei piccoli esercizi linguistici che poi si sono portati a casa e di cui potevano approfondire la conoscenza o anche ampliare. Questo lavorare insieme è faticoso, i ragazzi chiedono abbastanza aiuto agli insegnanti, ma poi pian piano si abituano a risolvere un po' tra di loro le incomprensioni o la difficoltà, si stufano di chiedere, quindi pian piano diventano bravi a cooperare a tutti i costi. E la cosa migliore di tutti in queste situazioni di incontro nelle scuole è quando si può anche uscire dall'ambiente scolastico dopo aver conosciuto esattamente la struttura, gli spazi, i tempi che caratterizzano quella scuola, poter uscire e andare a verificare in quale ambiente fisico, geografico, sociale sia inserita la scuola, sicuramente va a completare quell'immagine o quella conoscenza che ho dell'altro. In questo caso l'uscita è stata alle saline di Pirano e i ragazzi hanno veramente potuto completare questa lezione di ecologia, di rispetto dell'ambiente, di strutture legate a un'educazione ecologica, di strutture comunicative legate a comportamenti che dobbiamo mantenere in un ambiente naturale, protetto tra l'altro, e quindi si portano a casa un'esperienza veramente completa da tutti i punti di vista.